Alexander Fluri de Puntraschigna, il consciente fotograf e sia squadra. El sono inviati per fotografare la piota montagna grigiuna, il Piz Bernina. Johann Feuerstein, el è il più giovane della gruppa, e la 15 anni e mezzo è da giusto cominciare il gersonati da fotograf per Alexander Fluri. La Bazzegna quinteva era qua in dur tempo, perché es avevano da dire in montagna con buges da 30 fino a 40 kg, là erano le plattas da veider per le fotografie e durante la chimia. Johann è il primo della dinastia dei fotografi Feuerstein de scuola. Ses figlio Domenic è il secondo. È schiacciader, fotograf, filmader e scrittore. E non ha conosciuto mes Bazzegner. El è morto in Peranz, avanti non erano sul mondo. Non conosciamo però se scuders, che non abbiamo visto Brunona, non abbiamo visto qua con nos bab, con nostra mamma, che ha letto questo, e non abbiamo potuto dare in avanti, qua era nostro fans. A Domenic Feuerstein seguono la metà del centenario passato due figli, Jon e Domenic Junior, come amici, la terza generazione dels fotografs Feuerstein. Mis bab, mis barbes, però mis non, mis tat, quad eren fotografs, filmaders, con passion, amis della natura e naturalmente e qua in esordata no fervents cacciaders. Pags dis più tard, es questa tragedia del prim di de Ciaccia in Valmengier tema in tutte le gazettes. Il cacciader Anton Feuerstein a qui a Uster della Bierhalle disgraziat l'undes di passà gianta Ciaccia. Il disfortunà om juven in tots rapports brav era fig beim vis e rilascia una donna con 3 infants minorenz ultraque gravida. Ma questo accidente di Ciaccia era per nostre famiglie una roba fitch misteriosa, perché non si è mai saputo che è la propria capitale. E si quinta quella volta che aveva questo accidente, di meno che mi è stato non slupetato, che quel che ti lascia slupetato sia in America e che non sa da dire nulla più da del. E c'è sfogliato le actes del Tribunal Penal qui ci sono venuti su un'altra conclusione. Signor Claude Roner, al dì 31 agosto, ha tratto salvare il trapassato signor Anton Feuerstein ordina che fu la sfessa nel vadret lisciana, nella quale il Feuerstein era crodato e fosse restato morto. Di meno questo si guarda da un fitch tragico. Al dia avanti ci sono passati da scuola su Lisciana Ciaccia, croda il mestat in una sfessa e viene salvato da quel che ti lascia l'opetà al dia dopo. La tour da scuola sur Lisciana in Stjarl è stata be un dels misteris pels Feuersteins. Un'altra domanda era che ci discapita col 4 fans de Danton. A no, hanno di meno d'una dit, che questi fans di meno mes Bazzegner e ses fragions siano nu spartiti su diverse famiglie. E oggi si vart davò al foglio ufficiale cantonale, si ne constata che quai sia in paoter.
la Steier war am Mensch Klarinett. Infolge Ablebens des Anton Feuerstein ist dessen Bruder Giovanni Feuerstein in Schulz als Beistand der Witwe Anna und als Vormund der minorenen Kinder Johann Jakob und Anton bestellt worden. Il barba Giovanni mainamo in quart temp la Bierhalle de ses frar Anton insieme con la guaivda Anna Feuerstein Erni. Ceci des capitals prossem 6 ans con la famiglia de Anton non es del tot fat clair. La guaivda es marida moneada e piglia con sai ils mazza quaira. La nova famiglia non ha fortuna in lur nov da casa, dove anche 2 ans mora la mamma e ils 4 fans tornan in Engiadina. 3 ans più tard comincia il più vell figlio Johann Feuerstein ses gersunadi da fotograf. Ses patrun Alexander Fluri es un pioniere ed expert della fotografia alpina. Che ci ha messo bazzegna quinteva a no ufans, ci dire qua fit in dur tempo. Perché c'è il patrun, era un buon patrun, Fluri da Pontresina, ma era un dur patrun. I des avevano da portare su tutti i materiali sulle montagne per fare le fotografie, che vuol dire le plattas da Weider, in più tutta la chemia per far finire sui portretti. E qua era fitch dur i gref. Johann Feuerstein lavora da Volgersonadi mo più ans per Alexander Fluri a Pontresina. Dal 1892 marida e la fuldera sia sovrina Colomba Feuerstein. 2 ans più tard, dopo la morte inaspettata della loro prima figlia Ursina, decide Johann di abbandonare Pontresina e torna per la famiglia fuldera e lavora in avvenir in Val Müstair. La più vecchia fotografia che non conosciamo per il momento, non sappiamo se erano altre, ma qui è stemplata Johann Feuerstein, fotograf a Fuldera. Quella è dire che l'ha fatta cominciare a lavorare a Fuldera in una scuola. Perché da nel 1898 venne loro queste carte ci facevano più volte, ci stemplate con Feuerstein Schulz in Engadina. Seraina Feuerstein s'occupa fin già da spions con le fotografie de se stat Johann. L'esposizione La Corona d'Ardez è un omaggio al primo fotograf dels Feuersteins. Da spöccia Johann ha fatto midà a scuola e fabbricà qui una casa con un agent atelier compara ses nome d'una dercè in gazzetta. Se span da mincedì Guadogna il prim con fotografar contrades, la gliaut dalla val, ed in postüter jasts de vacanzas. Il fa buns affars. Dal 1906 pol fin già ingrondir ses atelier. Quart avant compara sia prima gronda ovra, da Engadiner Haus. In questo locale è ad una 10 gradi Celsius. Sandro De Cortins giura un prezioso schatzi dels fotografs Feuerstein. Les passa 11.000 plattas da Weider ci si rechatten in l'archiv del stadi e ci vengono ossa controllades e catalogisadas. La Engiadina Bassa viene documentata nel anno 1900, che forse 1920, fece spesso, invece fece biada quella contrada, ma la contrada è della Iaut, also viene documentato la vita di Mincedi, il vic, come vivevins, che fidevins, usits, le case se capisce tipiche Engiadinas, come vivevano lu, svettins ots a Onadina, in specialmente il Park National, che Johann Feuerstein e Domenico Feuerstein hanno cronista documentato su ven ons in Detail. Adels usa in treccio sta quels can
fatto che il Parco Nazionale visualmente usa conoscenza della natura svizzera con le fotografie che hanno da codice che hanno. Also codice con le fotografie. Got de Tamangur, la Val Mingier, Schjarl, quai sun uscè da spö 150 ans lös magics pels Feuersteins, ad onta della tragedia con l'urtat Anton. Forse compra Johann Feuerstein e per quai dal 1910 questa pensione in Schjarl. Là è insieme alla miser da mes Bazzegner, questi hanno fondato alla fine del 15 al Parco Nazionale. Col professor Heim, professor Brunias e Quatz. Ma Bazzegner, quel conosceva tutto questo laut del Parco Nazionale. E egli è sempre con questo laut, aveva lei anche il Parco Nazionale, che vuol dire anche Mingier. Ma egli era in fervent ciacciader, egli era ciacciader da ciacciate, ciacciabassa e pestiader. E fotograf, appassionato naturalmente per la natura. Johann Feuerstein non è il cronista e promotore del Parco Nazionale. Il documentesce la costruzione della via ferretica e l'arrivo dell'auto da posta in Engiadina Bassa. Johann Feuerstein documentesce che bot durant 5 decenni il mincedi da sia val, ils plagiairs, ma le grandes tragedies. Ils ultims 15 ans fa qua ensemble con ses fil Domenic. Dal 1945 muore Johann Feuerstein all'età di 74 anni. Domenic Feuerstein fa gerzonadi pro ses bab Johann. La natura esercia grande passione. La relazione da Bazzegner con Masbab, con Domenic, quella non era di una buona. Masbab era l'Oridavent, quella era il Tessin, aveva riviolai a fare, in atelier di fotografie, dove tornare e desia Schwarz. E arrivi là e loro c'è tornare per Bazzegner e hanno loro lavorato insieme. Forse c'è Domenic Feuerstein, in tanta marità con Anna Huber, a stir de vent per cercarsi a una via, una niscia per saper lavorare, sper ses bab Johann o se dominant. Ella ha scritto Wesselscuders e questa forse un po' la differenza da ses bab, ci deve fotografie per pubblicare e mis Bazzegner Domenic ella ha scritto il scuders, ella era scrittur e fotografe filmer e questa vezza ella illustresce veramente els scuders con fotografie che ella ha fatto. Ella ha dato 5 scuders e forse il più importante de quais es il più conciaint es der Arfenwald von Tamangur, quel descrit il gat de Tamangur, ci des il più alto gat de Gember dell'Europa. E là si bada proprio scoccial questo amore per questa natura, per Schjarl, anche Schjarl e anche le Wald. Il giacciader, fotograf e scriptur Domenic Feuerstein si è specializzato in ogni altro settore e ha fatto films. Questa fotografia è stata fatta gli stessi di scocchi film. Lunch si pensa che questa scena del film di Domenic ha fatto un compagno da ciaccia. Da spöcci sa congola le fotografie del bab Johann con questo film di ses fil Domenic, sai però dubis.
bab era della vista qui a filmare un compagno da mes Bazzegner, però è penso qui era mes tat, che aveva ciaccia con ses figli, di meno con mes Bazzegner, ed è penso l'orer che ella ha fatto le fotografie. Quella fotografia è da mes tat, e se guarda il portretto sotto il grip, col ciamoccio, il slupet, il bastone, questo essere tutto stata la stessa persona che ha fatto fotografia, però allo stesso momento era filmato. Vuol dire che mi è stata, in quel caso, era tutto per mano mi c'è tanto una camera da filmare. La più conosciuta opera di Domenico Feuerstein datesce dal 1935. Si tratta di un'incumbenza del sindicato SMUF da fare un film di propaganda per la montagna de Schons. Il SMUF aveva Vardistagno un centro di vacanze. Questo film, senza tun, è recitato oggi all'archivio sociale a Turicci. Domenico Feuerstein ha fatto diversi altri film per il turismo. Perché mio babbo è morto, aveva 10 anni, quando era dopo la guerra. E dopo la guerra non era in un primo lavoro. Là aveva tutto questa incombenza di me da fare questo film sul turismo in Grigione. E qua c'è una giornata naturale in Squasts. Cioè, in dire quella volta non è possibile da pagare. Dal 1949 muore Domenico Feuerstein all'età di 49 anni. La terza generazione sta surtor l'opera del Bazzegner Johann e del Bab Domenic, che sono morti infra 4 anni. Impostut la morte inaspettata del Bab Domenic mette in privel l'avvenir dell'affare. A dretta Jon, con 24 anni, da Sperel Mick, con 21 anni, che ci sorpigliano dal 1949 con loro mamma Anna l'affare. Gertrude è la seconda donna di Jon Feuerstein. Tenor ella des l'intero relast dels 4 fotografi niri la Fondazione Fotografia Feuerstein. Ed ella spera che la bottiglia e l'atelier diventano forse un museum. E questo album di Johann Feuerstein sornis qui in der casa. Die sind also wirklich fantastisch. Und auch die Schärfe, wo drin ist, von damals schon. Und die Fantasie und auch das Gestellte. So. Er hat einfach einen Sinn gehabt für Proportionen und das so zu machen, dass es stimmt. Und er hat immer gesagt, ich würde auch gerne so fotografieren, wie der Bazzegner fotografiert hat. Aber wir müssen Geld verdienen und Postkarten machen. Denn die EKW, das hätte müssen stimmen. Von den technischen Aufnahmen, wo er mit aller Liebe und Sorgfalt, weil er hat bei seinem Großvater, also beim Johann, die Lehre gemacht und ist drillt worden, für scharfe Bilder zu machen. Extrem, das ist wichtig damals. Scharf müssen sie sein. Questa documentazione delle opere elettriche è l'opera artistica principale di Jon Feuerstein. Ma scosse Bab Domenic piglia Jon in man la camera. In luglio 1954, quart dopo la nascenza della figlia Colomba, va col geologo Arnold Heim per 8 mesi in Africa centrale. Porträts unics, imblidats e scoverts de nou il relâs de Jon Feuerstein.
Il film dall'Africa non è però l'unica opera filmica. Dal 1956 seguiamo un film per la promozione turistica dell'Engiadina Bassa. Ci diamo altri film non esots conscienti. L'occupazione principale da Jon sono però restate finché la data la fa del 1990 le cartoline postali. Dal 2010 muore Jon Feuerstein all'età di 82 anni. Aveva il nome per la televisione Grölhalden Fellini. Con quel era il concetto, quel era forza tipico per lui. Quina quintà però, se mi kniva con la camera e loro kniva le bestie davanti alla linsa. Il sognome del Grölhalden Fellini accetta Mick Feuerstein con bler umor. La rimarcia che con ele sia camera smossano ad una e schurmes da bestias til dà satisfazione. Mick svessa ad una dit che sia grande passione sain las bestie sulvadias fin già più bot sco fotograf. Per esempio, questa col cervi, c'è una pletora, questa è forse la più contenta, ce l'aveva. Mick ha però deciso fin già bot da dir pro film. E sapete che mia mamma aveva Madeleine de Marmels, che era sia prima lei, che le lever, che il vignore da questa fare di fotografie, che va a filmare da più. E sa che era per il Massais, da was es frar, che la filmava là. E allora dai altri film con Andrea Florinet, per esempio, in Charles. Questa schiada in Tamangur con ses amici Andrea è il più bel film che si conosce da Mick, filmato l'inverno 1959 in Sciarl. L'apoteca Charles Gollet da Pontragigna ha dato l'incumbenza per questo film. Si tratta di una staffetta con una ciaccia della Volpe fatta per l'apertura della pendicolare della Lagalp ed essere un film di propaganda. Le idees am dan als clients es gerugen che motivs ci volen e con quai ponderesce la causa, finire la resina, i resi a un'ora e cominciare a lavorare. Questa reportage da Christian Buchli della Wien è il primo film per la televisione romancia. Mes bab dera bler da vent, quai mes resta. Mes bab niva ben chiles vindevnes nivel, là dera qui bab cemper no, però durant l'emna dera fitch so vent da vent. O c'è dera con la camera in giro a filmar e fare reportages, o c'è dera autoric a tagliare insieme als films e da quai c'è malgor però so vent dera c'è dera in galleria si prono e dera che succio scriveva els librettos e els text pros films. Mick ha fatto fino a sia pensione passa 220 films per la televisione. La fare da fotografia Feuerstein aveva abbandonato per il boom del 1972. Noi era una dinastia di fotografi e quella livra naturalmente anche come fra Jon e con me. Mick Feuerstein muore dal 2004 a Sameden all'età di 76 anni.
Noi eravamo una dinastia di fotografi e quella livra naturalmente anche con me, fra Rion e con me. Scusa, Mick, tu hai scritto di dalle donne,